Questa trasmissione è offerta dalla Metano 3 di Tarcento. Eccoci qui al punto Telefriuli in collegamento con il primo cittadino di Tarcento, Mauro Steccati, che è anche presidente della comunità di montagna, ma è cittadino della Perla del Friuli, che è Tarcento, perché in Friuli tutti conoscono Tarcento proprio su quel balcone dove si guarda e si vede tutta la piana del Friuli. Benvenuto sindaco. Grazie dell'invito, buongiorno, benvenuto, grazie a lei, saluto lei e tutti i telespettatori. Bene, allora parliamo un po' della situazione generale del territorio di Tarcento, del comune di Tarcento, che per quanto riguarda la pandemia ha avuto seri problemi, no? E quindi avete anche affrontato una situazione molto difficile, insomma, insieme a tutti. Effettivamente, se durante la prima ondata, diciamo, i numeri delle persone coinvolte sono stati molto ridotti, con il mese di ottobre, con la seconda ondata, con la terza ondata successivamente, diciamo, i numeri sono aumentati progressivamente parecchio. Ricordo che abbiamo avuto anche parecchi contagiati nelle 2 case di riposo, ma anche fra la cittadinanza. Il culmine c'è stato quest'anno, fra i mesi di febbraio e marzo, in cui abbiamo avuto circa oltre 240 persone coinvolte, fra positivi, appunto, ricoverati e in quarantena fiduciaria. Attualmente i dati di oggi sono di circa 45 persone fra positivi, ma sono molto pochi, sono solo 3, e invece i restanti sono in quarantena fiduciaria precauzionale. Noi in questo periodo abbiamo cercato di informare la gente tramite la nostra app Municipium, in cui periodicamente abbiamo comunicato il numero di contagiati e delle persone in quarantena, e ultimamente abbiamo anche organizzato, grazie a un privato che ha concesso la sua struttura, la Modus è un impianto sportivo di tennis, e alla collaborazione con la Croce Rossa, con i dipendenti comunali, ovviamente la protezione civile, abbiamo organizzato una campagna vaccinale che si è tenuta la prima giornata il 24 di aprile e la seconda si terrà il 15 maggio. Quindi tenete monitorato e informata tutta la popolazione. Naturalmente il programma elettorale va avanti, i lavori continuano, gli investimenti anche, quindi a che punto sono, sindaco? Beh, guardi, qui è necessaria una premessa, non riguarda ovviamente solo Tarcento, ma riguarda tutti. L'anno scorso è stato un anno non perso, nel senso che si è lavorato lo stesso, si è lavorato in smart working, si è lavorato anche con molta più difficoltà, però si è lavorato. Però i ritardi ovviamente ci sono stati e sappiamo tutti che i ritardi si sommano. Nonostante quest'anno, come dire, dovuto alla pandemia, i ritardi dovuti alla pandemia, ci sono molti cantieri e molti lavori in esecuzione, altri sono solo in fase di progettazione e alcuni altri sono in fase di appalto. Ci tengo a menzionare uno dei lavori più qualificanti in questo momento per quello che riguarda la città di Tarcento, perché cambierà anche il volto, no? di Tarcento, è la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, con anche tra l'altro la sistemazione degli impianti, dei quadri elettrici, ma anche la sostituzione di tutte le attuali lampade con quelle a tecnologia LED. Ed è un lavoro che è in itinere. Altro lavoro importantissimo, e questo ci fa aprire anche una parentesi su quelle che sono le normative, rispetto alle normative antisismiche, è l'adeguamento all'evoluzione della normativa antisismica delle scuole primarie di Viale Matteotti. Lì è successo che durante le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del nostro comune è emerso che è proprio la scuola più grande, più frequentata, quella di Viale Matteotti, la scuola elementare si diceva una volta, la scuola primaria, no? Si dice adesso, necessitava di interventi consistenti. E una volta questi interventi contabilizzati e una volta fatta la progettazione si è emerso che servivano circa 1.300.000 euro. Questi lavori, fra mille difficoltà, sono iniziati durante le vacanze di Carnevale di febbraio e poi si sono subito interrotti perché sono stati coinvolti
purtroppo in maniera molto seria, sia il titolare della ditta aggiudicatrice sia la struttura. Per cui abbiamo dovuto sospendere per circa 3 mesi, sono appena ricominciati e siamo fiduciosi che riescano per l'inizio dell'anno scolastico 21, quindi per i primi di settembre, a consegnarci le parti almeno indispensabili, quelle per poter fare didattica senza o limitando il più possibile il disturbo o la compresenza fra lavoratori e attività didattica stessa. Ecco. E poi abbiamo consegnato i lavori del Parco Vivanda e la riqualificazione di un'area abbandonata dove c'era il campo storico della Tarcentina calcio centrale, un'area centrale che diventerà un'area formidabile di aggregazione, parco giochi per bambini, ma anche spazio per eventi, aspettare eventi musicali, eventi culturali, e quindi era un lavoro atteso da tempo. Si interviene per adesso soltanto sulla parte, diciamo, del campo, nel senso che sono 700.000 euro circa, e successivamente è previsto che si intervenga nella parte adibita una volta a palestra. Consegnati anche i lavori a Palazzo Frangipane, che sarebbe la sede storica la sede municipale storica di Tarcento. Palazzo Frangipane molto, molto conosciuto, destinato sia a sala consiliare che anche a sala di rappresentanza per matrimonio, eccetera. Inizieremo i lavori a fine maggio e dovrà essere, come dire, questo edificio non sarà agibile per circa 3 mesi. E ci sono anche tanti altri lavori, interventi di asfaltature, urbanizzazioni per circa 3 mesi. Molti cantieri, nonostante, appunto, le dico, l'anno scorso abbiamo dovuto faticare per poter portare a casa tutti gli adempimenti giusti previsti per legge. Bene, allora vediamo che Tarcento torna a splendere, insomma, la perla torna a splendere, come si può dire. Cerchiamo di fare il nostro, speriamo appunto che si vedano risultati, che la gente capisca e percepisca poi quello che stiamo facendo, perché è sotto gli occhi di tutti. Bene, però il ruolo del sindaco di Tarcento è anche in questo momento presidente della comunità di montagna, no? Per cui magari spendiamo qualche minuto per far capire chi siete e come siete organizzati, insomma. Quali sono i propositi, quantomeno a grandi linee, ecco. Sì, diciamo che attualmente sono stato eletto, è stata anche una soddisfazione personale, ma un riconoscimento del ruolo di Tarcento, sono stato eletto all'unanimità presidente della neonata comunità di montagna, che è partita con il 1° gennaio del 2021. Non era una cosa scontata, non era una cosa, come dire, che poteva essere naturale, diciamo che ci siamo confrontati, ci sono state parecchi incontri, parecchie discussioni, anche sempre in maniera dialettica, in maniera produttiva, che hanno portato non solo a questa mia nomina, ma anche all'elezione di quello che è il comitato esecutivo, composto da 2 sindaci del territorio delle Valli del Torre e da 2 sindaci del territorio delle Valli del Natisone. Stiamo collaborando molto bene e siamo appena partiti e stiamo scontando purtroppo quello che è la carenza di personale. Non è un lamento, come dire, ma è un dato oggettivo. Si pensi che il ragioniere attualmente della comunità di montagna è il ragioniere del Comune Tarcento, che di suo deve provvedere alla contabilità e al bilancio del Comune Tarcento, dell'ambito socio-assistenziale e anche della comunità. Però con la collaborazione di tutti, diciamo, abbiamo già impostato quelle che sono le strategie di comune accordo con tutti i colleghi sindaci, abbiamo impostato quelle che sono le strategie degli interventi nel prossimo futuro. I finanziamenti non mancano, questo lo devo dire la verità, ma in questo momento abbiamo bisogno di personale per poter seguire tutte le numerose attività che ovviamente ogni sindaco vorrebbe vedere eseguite sul suo territorio per dare risposte alle esigenze dei propri cittadini. Quindi praticamente avete bisogno di personale, in qualche modo dovete trovare un tetto. Ci stiamo attrezzando anche per fare i concorsi, ovviamente, per dotare la comunità di montagna di un suo ragioniere proprio specifico, in maniera che non ricada sul Comune Tarcento, ma possa operare in nome per conto dei 15 comuni che costituiscono la comunità di montagna. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda un po' la regione, no? È un giudizio così da amministratore spassionato, si sente di dare qualche consiglio alla regione? Quello che ha fatto,
momenti di pandemia, adesso mi pare anche molto egregiamente, ma però c'è sempre qualcosa da fare. Per esempio stanno ragionando sulle aree vaste, stanno ragionando su questi grandi territori, ex province, che in qualche modo verranno avanti e che i sindaci dovranno dire la loro, insomma, ecco. Sì, beh, per quanto riguarda la regione, non è che do dei giudizi, ma comunque il mio pensiero è che il presidente Fedriga e la sua giunta stanno operando molto bene. Vorrei spendere alcune parole appunto per quello che riguarda come hanno gestito la pandemia, no? Con lungimiranza, con attenzione, con sensibilità. Il vicepresidente Riccardi, ma tutti ovviamente ci sono dati da fare, sono stati vicini ai territori. Ci sono state delle polemiche, lo so, Come sempre, insomma. siamo come sempre, diciamo che ognuno svolge il suo ruolo, però è indubbio ed è oggettivo che la pandemia, per quello che riguarda la regione, è stata gestita in maniera egregia. E per quello che riguarda tutta l'attività, mi rapporto spesso con consiglieri, con lo stesso Riccardi, con assessori della regione. Devo dire che ho trovato sempre una vicinanza e una prontezza di collegamento per quelle che erano le esigenze puntuali, sia come presidente della comunità di montagna, sia come sindaco di Tarcento. Quindi chiedo solo che continuino così. Sappiamo benissimo che adesso uno degli aspetti, ma lo stanno già facendo, è quello che fa capo all'assessore Bini, che è quello di creare le condizioni per accelerare, per agevolare, per facilitare il più possibile quella che è l'attività della spina dorsale delle nostre comunità, ovvero i piccoli imprenditori, gli esercenti, i commercianti, i ristoratori, che sono quelli che hanno subito sulla loro pelle proprio le conseguenze peggiori di quello che è stato un periodo veramente. Ecco, quindi l'unica raccomandazione, ma non serve perché lo stanno già facendo, lo stanno facendo anche bene, su quel settore. Poi ovviamente ci sono le emergenze che riguardano o la protezione civile o altre cose, lì sono sempre stati pronti. Ecco, adesso abbiamo un governo, siamo tutti dentro con che Fratelli d'Italia praticamente. Ci sono delle aspettative particolari per quanto riguarda come amministratore, parlo in senso generale, non come Tarcento, ma come amministratore. Ma come amministratore, ma anche come cittadino, guardo con attenzione al nuovo governo, perché è fondamentale in questo momento figurarsi che si parla di Europa, si parla di finanziamenti cospicui che dovranno costituire la base per lo sviluppo futuro non solo della mia generazione, ma ormai delle generazioni a venire, quelle che stanno venendo avanti. Anche qui ovviamente non mi permetterei mai di dare giudizi, però vedo che Draghi si sta muovendo, il Presidente del Consiglio si sta muovendo molto bene. Però un conto è diciamo, la luna di miele. Questo governo non è proprio un governo costituito da forze politiche eterogenee, ma sono tutte diverse, quindi interessante e anche molto importante sarà vederle alla prova quando dovranno decidere e mediare su argomenti molto sensibili, e io in questo momento mi riferisco all'accoglienza dei migranti, perché se non sbaglio in questi 2 giorni sono arrivati 2000 oltre migranti, sono arrivati in un centro che ne può ospitare soltanto 200-300, quindi lì, al di là delle posizioni politiche, va fatta pesare la nostra posizione in Europa, dicendo e pretendendo che guardate, qua il problema è questo, nessuno li vuole affondare, però una volta che li accogliamo bisogna che vengano distribuiti equamente e con modalità ben precise e definite. Questo mi aspetto da cittadino. Che vivano bene, insomma. Bene, è stata una bella chiacchierata, caro Sindaco, io ringrazio che hai ritagliato uno spazio per la mia trasmissione. Naturalmente auguri tantissimi a Tarcento e alla comunità di Tarcento, all'amministrazione, a tutti voi e naturalmente anche come presidente della comunità della montagna. Grazie ancora e mandi. Ti ringrazio anche io, grazie dell'invito e mandi anche da parte mia e da parte di tutti i tarcentini. Bene, alla prossima. Mandi. Questa trasmissione è stata offerta dalla Metano 3 di Tarcento.